sono Emanuele, faccio parte del coro giovanile campano e il mio amore per la musica, per il canto è germinato tanto tempo fa grazie alla mia fantastica mamma e a una serie di esperienze corali che abbiamo vissuto insieme, e il coro giovanile adesso come tale è parte della mia vita. Sono Martina, appartengo al coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia e l'amore per la musica è germinato quando ho scoperto che lo sport non faceva per me, ma anche cantare è uno sport per l'anima e per trasmettere ed emozionarsi insieme. Il mio amore per la coralità è germinato molto presto. Un po' in famiglia si ascoltava musica, i miei nonni ascoltavano musica, ma i percorsi di studio che ho fatto erano tutti quanti miranti ad arrivare al coro. Ho iniziato a cantare da giovanissima in un coro di Alghero dove si cantava prevalentemente polifonia catalana e algherese. E da lì non ho più abbandonato il canto, è stato un amore straordinario, continua. Buongiorno, sono Gabriele, faccio parte del coro giovanile del Trentino. Il mio amore per la musica è germinato quando ero molto giovane, già da bambino cantavo molto e poi è fiorito, diciamo, quando sono stato introdotto al coro parrocchiale della chiesa e poi ha continuato in tanti altri cori. Allora, io canto da quando sono bambina perché sono nata in una famiglia di musicisti e soprattutto mia madre e mio padre, da quando sono nata, da quando ho iniziato a dire le prime parole, mi hanno inculcato la passione per il canto e ho avuto la fortuna, appena diventata sedicenne, diciottenne, di entrare a far parte del coro giovanile pugliese, che è una realtà davvero straordinaria perché si cresce sia personalmente, che si incontrano tantissime persone fantastiche e ovviamente si cresce musicalmente, e consiglio a tutti di fare un'esperienza del genere se siete appassionati della musica. Sin da bambino ho studiato pianoforte e poi mi sono dedicato alla direzione d'orchestra e del coro, però la pratica corale è sempre stata una pratica che io ho frequentato dapprima in ambito parrocchiale, poi a livello accademico e di studio, e adesso ovviamente ho la fortuna di dirigere un coro davvero di eccellenza e far parte di quella che è la grande famiglia Aerco per quanto riguarda la regione e Feniarco per quello che riguarda invece il circuito nazionale. Il mio amore per la musica nasce almeno 30 anni fa in famiglia, dove mi è stato tramandato l'amore e la passione per la musica, che poi io ho approfondito nel corso degli anni ed è diventata una droga nel momento in cui sono entrata a far parte di un coro giovanile quando ero appunto giovane, e da lì è sbocciato poi tutto il mio percorso come professionista nella direzione di cori, ma ancora come corista, e non penso che avrà una fine, quindi continuerà a sbocciare e a germogliare.